Ciao tifosi del Napoli. Benvenuti nel nostro canale di notizie, dove vi portiamo tutto ciò che c'è da sapere sul mondo del calcio, con un focus sul nostro amato Napoli. E oggi abbiamo una notizia che sta facendo molto parlare di sé nel calcio europeo, soprattutto tra i tifosi italiani. Parliamo del caso di Mats Hummels, rinomato difensore tedesco, che da tempo fatica a trovare spazio nella Roma, nonostante l'assenza di uno dei principali difensori della squadra, il francese Ndicka. Cosa sta succedendo con Hummels? E che impatto ha questo sulla tua continuità in Italia? Resta con noi, perché l'argomento di oggi promette di dare i suoi frutti. Per chi segue il calcio europeo, Mats Hummels è un nome noto. Il 34enne difensore centrale tedesco ha avuto una carriera solida, con momenti salienti per il Borussia Dortmund e la nazionale tedesca. Con la sua esperienza, ti aspetteresti che sia una parte fondamentale di qualsiasi squadra in cui gioca, giusto? Tuttavia, l'attuale situazione di Hummels alla Roma è stata a dir poco sorprendente e, per molti, addirittura strana. Hummels è stato ingaggiato dalla Roma con grandi aspettative. L'arrivo del difensore sembrava essere un'ottima occasione per la squadra per migliorare la propria difesa, soprattutto con il ritiro di giocatori importanti e la necessità di rinforzare il settore. Tuttavia, ciò che vediamo finora è una situazione molto diversa. Recentemente, nella partita di Europa League contro la Royal Union Saint-Gilloise, Ivan Juric, attuale allenatore della Roma, ha fatto una scelta che ha lasciato perplessi molti. In un momento in cui la squadra aveva un difensore titolare fuori, che sarebbe stata un'occasione d'oro per Hummels per subentrare come titolare, Juric ha deciso di optare per un altro giocatore in posizione difensiva. E non si trattava di un difensore, ma di un centrocampista, Bryan Cristante. Sì, hai sentito bene. Il tecnico ha deciso di posizionare Cristante in difesa, una mossa che molti hanno interpretato come un modo per segnalare che Hummels non è nemmeno una valida alternativa nella sua formazione. E non è solo questa partita. La realtà è che, in diverse situazioni, Hummels è stato escluso dalle rotazioni di Juric. Quando il difensore titolare Kevin Ndicka non è disponibile, Hummels sarebbe la scelta naturale, ma l'allenatore sembra preferire altri giocatori in ruoli non difensori. Per molti, questo ha un tono di rifiuto. E la domanda rimane, perché Juric tratta Hummels in questo modo? Naturalmente, in una squadra di calcio, la scelta di ogni allenatore ha una ragione. Forse Juric sta cercando di plasmare la sua squadra in modo diverso, più mobile, o forse ha maggiore fiducia in giocatori più giovani o con caratteristiche più adatte allo stile che intende attuare alla Roma. Tuttavia, la mancanza di opportunità per un difensore esperto come Hummels è qualcosa che fa alzare le sopracciglia. Ricorda, Hummels ha una carriera di successo. Si è classificato secondo in Europa con la Germania e vanta una vasta esperienza nelle principali competizioni. Non è un giocatore qualunque e in molti credono che abbia le qualità necessarie per poter essere titolare in qualsiasi squadra di Serie A. Dunque questa costante esclusione dalle rotazioni di Juric solleva diversi dubbi. Una possibilità è che Juric punti su una filosofia più giovane e dinamica, preferendo giocatori con maggiore mobilità e velocità, caratteristiche essenziali nel calcio moderno. Questo spiegherebbe la preferenza per giocatori come Cristante, che magari non ha le qualità di un difensore classico, ma magari offre altre caratteristiche che Juric ritiene più utili per il suo schema. Un'altra possibilità è che Hummels non sia completamente adatto allo stile di gioco di Juric. Nonostante abbia un record impeccabile, il passaggio ad una squadra come la Roma, con uno stile di gioco più aggressivo e dinamico, avrebbe potuto rivelarsi una sfida. È possibile che Hummels abbia avuto difficoltà ad adattarsi al modello tattico di Juric, il che ha finito per portare a questa mancanza di minuti in campo. Inoltre c'è il fattore psicologico. Hummels è un giocatore con una forte personalità e sicuramente ci si aspetta più rispetto per i suoi precedenti e le sue qualità. La scelta di schierare Cristante in difesa contro la Royal Union Saint-Gilloise potrebbe essere stata una sorta di provocazione da parte di Juric, per dimostrare che non vede Hummels come una parte importante della squadra. Questo, ovviamente, potrebbe essere un fattore che, se non risolto, potrebbe portare il difensore a prendere una decisione drastica. Nello scenario attuale è facile immaginare che Hummels, se continuerà a essere ignorato nelle rotazioni di Juric, potrebbe chiedere un trasferimento. Di questo si è parlato dietro le quinte del calcio italiano. Hummels ha l'esperienza e la qualità per giocare in una squadra di altissimo livello ed è probabile che valuterà le sue opzioni per gennaio. Potrebbe cercare un nuovo club che gli offra più minuti in campo e la possibilità di mettere in mostra il suo talento. L'ideale per la Roma sarebbe trovare una soluzione a questa situazione, visto che Hummels potrebbe essere un tassello importante in rosa, sia per esperienza che per bravura. Tuttavia, se Juric continua a ignorarlo, molto probabilmente il difensore cercherà nuove sfide nel 2024, magari in un altro club italiano o addirittura in un campionato diverso. Insomma, la situazione di Mats Hummels alla Roma è senza dubbio intrigante e preoccupante. Un difensore della sua statura ed esperienza, normalmente visto come una parte fondamentale di qualsiasi squadra d'élite, viene ignorato da un allenatore che sembra non avere fiducia nelle sue capacità. Ciò solleva diverse domande sul futuro di Hummels nella squadra e persino sullo stile di gestione di Ivan Juric.
Per i tifosi del Napoli questa è una situazione interessante, in quanto un difensore di qualità come Hummels potrebbe essere una grande aggiunta alla nostra rosa qualora decidesse di lasciare la Roma. Restate sintonizzati, il mercato di gennaio potrebbe riservarci delle sorprese. E tu, cosa ne pensi di questa situazione? Hummels dovrebbe chiedere di lasciare la Roma? Oppure ha ancora possibilità di recuperare nella squadra di Juric? Lascia la tua opinione nei commenti e non dimenticare di iscriverti al nostro canale per altre notizie sul calcio italiano e, ovviamente, tutto sul Napoli. Alla prossima volta!